Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo il telegiornale con la cronaca: incidente mortale ieri sera lungo la strada che porta a San Dorligo della Valle. A perdere la vita un uomo di 61 anni, mentre sono rimasti feriti gli occupanti dell'altra vettura. Grave una ragazzina di 13 anni. 4 persone sono rimaste ferite e una persona è deceduta nell'incidente stradale avvenuto nella primissima serata di ieri lungo la provinciale 12B che porta a San Dorligo della Valle in località Domio. Per causa in corso di accertamento da parte di carabinieri del radiomobile del comando di via Ermet, 2 vetture, una Fiat 500 e una Suzuki Celerio, si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita Dionisio Gerbassi, 61enne di Trieste, mentre gli occupanti dell'altra macchina, la madre e i suoi 3 figlioletti, sono rimasti gravemente feriti. Soccorsi da personale sanitario inviato dalla centrale Sores, sono stati condotti dagli ospedali Catinare e Burlo. Grave una ragazzina di 13 anni che al momento si trova intubata. Inutili invece le manovre di rianimazione avviate dalle equip sanitarie per cercare di salvare la vita a Gerbassi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Difficile capire la dinamica del sinistro e individuare le responsabilità. Pare che al momento dello schianto non ci fossero testimoni. Un autoarticolato è fuoriuscito dalla sede autostradale. Siamo in autostrada A23 nella tarda mattinata di oggi tra Palmanova e Udine Sud. Il mezzo pesante ha sfondato la rete di recinzione ai lati della strada e si è rovesciato nel vicino campo. L'autotrasportatore è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo distrutto. Sul posto Polstrada, vigili del fuoco, personale sanitario, personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico impegnati nelle manovre di rimozione del mezzo. Un uomo di 56 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ieri notte, fermato a Pontebba dai carabinieri del radiomobile di Tarviso per un controllo, è stato sottoposto ad alcol test. Il tasso alcolemico era di 2,07 e 2,13 grammi per litro di sangue. Denunciato, gli è stata sequestrata la minicar che stava conducendo. Uno striscione con la scritta "Non paghiamo per la vostra guerra" è stato rinvenuto questa mattina a Udine, nei pressi del distributore Esso di Viale Trieste. Difficile al momento capire il significato di quella scritta e soprattutto chi possa averlo appeso al muretto di recinzione. Le indagini sono dei carabinieri della compagnia di Udine. Il bonus arredo continuerà anche nel 2023. Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione Bilancio e passa dai 5.000 euro iniziali previsti agli 8.000 euro. È ancora in attesa del voto dell'Aula alla Camera e al Senato, ma tutto fa sperare per il meglio. È un emendamento per la categoria arredo che, approvato in Commissione Bilancio della Camera, prevede la conferma del bonus mobili. Si tratta della detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti destinati all'arredo di un immobile abitativo ristrutturato. La detrazione IRPEF sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per ottenerlo è necessario che nell'immobile sia stato realizzato un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi e aver usufruito del bonus ristrutturazioni. Per gli arredi non ci sono condizioni particolari, mentre gli elettrodomestici devono avere una classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. Per Mauro Notar Francesco, presidente del gruppo Home Furniture di Confcommercio Udine, grazie al lavoro di squadra delle associazioni della filiera, con Confcommercio in prima linea, si è raggiunto il risultato di passare dai 5.000 euro inizialmente previsti agli 8.000 euro per il 2023 approvati dalla Commissione Bilancio. Ora l'obiettivo è ottenere pari contributo per il 2024. Si è conclusa con le premiazioni agli studenti vincitori la 24esima edizione di Solidalmente Giovani, iniziativa che intende coinvolgere e sensibilizzare il mondo dei giovani nei confronti della cultura sociale e solidale, del volontariato e della cittadinanza attiva. È stata la sala IACE del municipio di Udine ad ospitare la consegna dei premi Solidalmente Giovani 2022, iniziativa promossa dal professor Giorgio Dannisi e dal Comitato Sport, Cultura, Solidarietà, assieme alla professoressa Milvia Bertoni, è giunta alla sua edizione numero 24. Sono stati premiati gli studenti delle scuole di primo e secondo grado della regione che hanno realizzato cortometraggi, testi monografici e testi illustrati sulle tracce proposte dalla Commissione, come l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, lo sport nella società odierna
odierna è la tecnologia. Dal 2019 non si faceva ancora più in presenza per via del Covid e quindi è stato ancora più toccante. I ragazzi formidabili, anche gli insegnanti, bisogna ringraziarli perché con slancio partecipano a questo progetto. 30 scuole hanno partecipato, 600 e passa studenti hanno scritto e realizzato lavori. Abbiamo dato 22 premi per 3.400 euro. Direi insomma che è stata una grande festa e credo che abbia toccato nell'intimo un po' tutti quanti i presenti. Quello che mi ha colpito è la loro capacità di esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri, anche le proprie conoscenze in maniera estremamente emotiva e come commissione veramente ci siamo emozionati rispetto ai loro lavori. Il comitato ha consegnato poi il premio Solidarietà Più Credit Agricole alla Pane Condiviso di Vira presentata dalla presidentessa Ivana Mariagosto Chiarcosso. È bellissimo poter tornare nelle scuole che ci mancano molto. Questa pandemia ci ha tolto proprio le scuole. Era bello portare la nostra testimonianza di solidarietà. Bisogna veramente capire che donare ci arricchisce. È andato in scena ieri sera il concerto di Natale offerto dal Comune di Udine alla cittadinanza. Il momento più emozionante e toccante è stata l'esecuzione dell'inedito brano Cinisis, dedicato ai 3 poliziotti uccisi l'antivigilia di Natale a Udine 24 anni fa, un vero e proprio inno alla pace, ha spiegato il compositore. Si chiama Cinisis ed è il pezzo inedito composto dal musicista Alessio Domini, dedicato ai 3 agenti morti nella strage di Natale del 1998. L'inedito è stato il cuore del concerto di Natale che il Comune di Udine ha offerto alla cittadinanza, che verrà trasmesso integralmente domani su Telefriuli alle 19:30. Un appuntamento particolarmente sentito perché, oltre che un'occasione per lo scambio degli auguri, è stato un momento per ricordare i 3 poliziotti friulani della squadra volante uccisi dall'esplosione di una bomba in piazzale D'Annunzio l'antivigilia di 24 anni fa. Giuseppe Guido Zanner, Adriano Ruttar e Paolo Cragnolino. Allora andato ricordo di tutto il pubblico. Questo brano è nato anche ispirandosi, forse non so se siete riusciti a riconoscerlo, alla linea melodica del canto friulano ai Pread la Biele Stelle, che è un canto che a me piace moltissimo perché è un messaggio diciamo di pace e che va a cantare contro ogni forma di violenza, e lo trovavo molto adeguato, molto in linea, in tema con questo concerto, con ciò che questo concerto vuole commemorare e anche con i giorni nostri, con quello che noi stiamo vivendo nella vita quotidiana nel mondo di oggi. Ecco. Ad animare l'intero evento sono stati l'orchestra Audimus, diretta dal maestro Francesco Gioia, e il coro FL Ensemble, presieduto da Federico Lepre. A esibirsi il friulano Lepre come tenore e la triestina Marianna Prizzone soprano. Restiamo a parlare di cultura, ma a livello di costi, perché i costi energetici si impennano al Teatro di Gorizia. Le opposizioni chiedono tagli, ma il sindaco Ziberra non ci sta e replica: gli spettacoli creano indotto per la città. Energia elettrica schizzata in alto da un anno all'altro del 142,88%, mentre il gas è salito del 34,55%. Sono i dati riguardanti l'aumento delle bollette al Teatro di Gorizia nel corso del 2022. A fornire le cifre nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stato il consigliere di opposizione Franco Zotti, che ha manifestato la propria preoccupazione per la crescita dei costi. Nel 2021, ha sottolineato il consigliere, l'energia elettrica riguardante il Teatro cittadino aveva pesato per 47.000 euro complessivi, mentre sul fronte gas erano stati spesi poco più di 37.500 euro. Nel 2022 invece le bollette sono diventate di 115.305 euro per l'energia elettrica e di 50.500 euro per il gas, rispettivamente un aumento del 142,88% e del 34,55%. In un momento economicamente così difficile per tanti goriziani serve dare un taglio. La replica è stata dell'assessore alla cultura Fabrizio Reti. Gli aumenti ci sono stati in tutta Europa, non solo a Gorizia, ha evidenziato. Se chiudiamo tutte le strutture culturali, non creiamo indotto in città. Qualche giorno fa, al concerto in teatro di Claudio Baglioni, ci sono stati 678 spettatori e molti di essi hanno contribuito a far lavorare gli esercizi pubblici cittadini quel giorno. Restiamo nel capoluogo isontino, manca la traduzione simultanea in friulano e sloveno e in Consiglio Comunale scoppia la bagarre.
Diritto ad esprimersi in aula nelle lingue minoritarie. La questione è stata sollevata a Gorizia dalle minoranze consiliari nel corso dell'ultima assemblea cittadina. Un tema, quello della possibilità di porre interrogazioni in una delle lingue del territorio che non sia l'italiano, piuttosto caldo nella città capitale europea della cultura 2025 assieme a Nova Gorizia. I consiglieri Alessandro Ferri, del gruppo Fasiolo per Gorizia, e Franco Zotti, dell'omonima lista, hanno infatti protestato rispettivamente per l'assenza della traduzione simultanea in sloveno e per l'impossibilità di potersi esprimere, sempre per lo stesso motivo, in lingua friulana. Il primo a prendere la parola è stato Ferri. Sono passati 6 mesi dall'inizio del secondo mandato Ziberna, ha sottolineato, ed il problema dell'assenza della traduzione simultanea dallo sloveno all'italiano non è stato ancora risolto. Quando sarà possibile ripristinarla? Ha chiesto all'amministrazione comunale, a nome della quale ha risposto l'assessore alle identità linguistiche Maurizio Negro. Siamo in fase di rinnovo della consulta slovena e vedremo assieme ad essa cosa possiamo fare su questo tema. Ma Ferri ha incalzato. La consulta affronta altri aspetti che toccano la minoranza linguistica, non quello della traduzione simultanea, servizio che fino alla scorsa consigliatura c'era e funzionava perfettamente. L'amministrazione comunale non sta quindi prendendo provvedimenti in merito. Sul tema minoranze linguistiche è intervenuto anche il consigliere di opposizione Franco Zotti, che ha iniziato a parlare in marilenghe, annunciando poi in italiano: dal prossimo consiglio le mie interrogazioni saranno in friulano, è un mio diritto, trovatemi un interprete. Un concerto dedicato al poeta friulano Hermes di Colloredo nel quarto centenario della nascita. Nel 1622 si è tenuto nella parrocchia di Sant'Anna a Paparotti per la consueta rassegna di Natale. Dopo l'appuntamento con la musica irlandese per il 25° Irish Christmas Festival, per il Folk Club, associazione culturale di Butrio, giunta al 30ennale di promozione della musica popolare, etnica ed acustica, è stata la volta di Lino al Chiante Hermes, concerto inserito per la rassegna Natale con i tuoi, tenuto nella sala della parrocchia Paparotti di Udine da Lino Straulino, cantautore, compositore, chitarrista e polistrumentista di Sutrio, esibitosi in quartetto con Alessandra Cella al violino, Serena Gani all'oboe e Lisa Pizzamiglio al violoncello. Un appuntamento che il poliedrico e versatile musicista carnico ha voluto dedicare ad Hermes di Colloredo, autore di poesie dotate di grande realismo, non privo di punte satiriche e burlesche, considerato il cantore della letteratura friulana. Dopo aver vissuto per quasi tutto il XVII secolo, morì nel 1692 nella prediletta villa di Gorizzo di Camino al Tagliamento, dove nel più bel brolo del Friuli trascorse i suoi anni poeticamente più produttivi. Nel 1996, dopo un intenso lavoro di ricerca e studio, Lino Straulino pubblicò un lavoro di pregio dedicato alla poesia di Hermes di Colloredo, che raccoglie 8 componimenti in lingua friulana del poeta militare messi in musica. A distanza di 26 anni, l'artista di Sutrio ha ripreso in mano il progetto, riproponendolo in versione 2022 con un quartetto proprio nell'anniversario dei 4 secoli dalla nascita di Hermes. Natale con i tuoi si concluderà il 1 gennaio 2023 al Teatro Palamostre di Udine con i Flexus Cantano Gaber, concerto dedica ai 25 anni dalla scomparsa di uno fra i più importanti musicisti della musica italiana del secondo dopoguerra. È tutto davvero, grazie per l'attenzione, un buon pranzo e una buona vigilia di Natale a tutti.